Giovanna, doppietta per te oggi, hai fatto gol come all'andata e la tua prestazione come la giudichi? Penso di aver fatto abbastanza bene e sono felice per aver segnato i 2 gol e per aver aiutato la squadra a portare a casa la vittoria. Insomma, penso che abbiamo giocato tutte molto bene da squadra e non mollando fino al 90esimo e niente, sono felice e faccio i complimenti alle ragazze perché sono state veramente brave. Diciamo, dopo questo mini ciclo, mini periodo un po' così, sta ritornando il Vittorio Veneto. Sì, oggi è stata la dimostrazione che ci siamo rimboccate le maniche, come ho detto anche nell'intervista, e abbiamo dato il massimo negli allenamenti per ritornare ad essere quelle che eravamo un paio di settimane fa e niente, oggi è stata la dimostrazione che questo Vittorio c'è. Sabato c'è un'altra cosa, c'è la Coppa, c'è il Campo Morone che arriva qui a Vittorio Veneto, si dovrà fare molto bene perché poi si giocherà di mercoledì. Sì, è una prova per noi come tutte e non vediamo l'ora di affrontare una squadra che finora non abbiamo mai affrontato, quindi non sappiamo come giochi e niente, daremo il massimo anche sabato per poi vederci al ritorno mercoledì a marzo. Allora Chiara, esordio in campionato anche per te oggi contro un Monza, 20-25 minuti nel finale, come ti sei trovata? Sono trovata molto bene e la squadra oggi abbiamo giocato molto bene e sono entrata con la voglia di giocare perché non vedevo l'ora di giocare e mi fa piacere aver giocato bene. Ti stimola sicuramente far bene nell'Under perché poi ovviamente davanti a Reginato c'è un po', non dico rivalità, però sicuramente c'è da imparare. Sì, Giulia è tanto brava e mi piacerebbe un giorno diventare e giocare come lei, però mi fa anche piacere giocare nella juniores e dare una mano alle mie compagne più piccole che hanno bisogno. Parliamo un attimo allora di questo campionato Under che state stravincendo per il momento, mancano ancora 5-6 partite se non sbaglio e l'obiettivo ovviamente è vincere il campionato. Sì, l'obiettivo è vincere il campionato e anche rimanere la miglior difesa e appunto grazie a tutta la squadra siamo la miglior difesa e mi piacerebbe mantenere questo titolo anche a fine campionato. Allora mister, era importantissimo ovviamente prendere 3 punti oggi, come ogni domenica del resto per carità, però un conto magari avere l'atteggiamento giusto e un conto magari entrare in campo senza l'atteggiamento giusto. Sì, le ragazze sono state brave a mettere lo stesso atteggiamento che hanno messo domenica ad Oristano, quindi sono entrate in campo determinate, consapevoli che la partita poteva diventare facile solo se entravamo in campo con quella determinazione e siamo state brave il primo tempo a creare 5-6 occasioni di gol e a sfruttarne un paio e quindi dopo una settimana pesante perché abbiamo caricato ho visto un'ottima risposta prima di tutto mentale e dopo tecnica perché hanno cercato di giocare a calcio, hanno corso, hanno pressato per tutti i 95 minuti. C'erano 3 assenze oggi, quindi hai dovuto sostituirle con qualche giovane in più, tra virgolette, che comunque ha risposto bene. Sì, mancavano 3 ragazze, ma ho una rosa ampia e tutte quante consapevoli della forza che abbiamo, quindi sono più contento di quelle che c'erano e di come hanno fatto. Oggi ho esordito la Mella, una ragazza che con la junior sta facendo benissimo, quindi ultimamente ha fatto bene anche domenica scorsa a Oristano e giustamente gli ho dato la possibilità di mettersi in mostra e di partire titolare. Ha fatto bene oltre il gol, quindi è solo la ciliegina sulla torta, quindi bene così, c'è da lavorare ma bisogna continuare con questo spirito. Ora c'è stop del campionato, c'è la Coppa sabato, sicuramente una squadra che non si conosce, il Campo Morone, ma con la doppia sfida sicuramente il fattore casa bisognerà sfruttarlo al massimo. Sì, in settimana cercherò di prendere delle informazioni, di vedere qualche video di questa squadra ligure e è una partita sui 180 minuti, quindi diversa da quella di oggi, da quella del campionato, quindi bisogna prenderla in una maniera diversa. Noi ricaricheremo le batterie dopo la partita di oggi e piene di entusiasmo perché è uno degli obiettivi che vogliamo ottenere quest'anno, continuare ad andare avanti in Coppa. Se possiamo toglierci delle soddisfazioni abbiamo la possibilità e ben venga che riusciamo magari a passare anche il turno.
Lo siamo con Valentina Velati, un'analisi sulla partita di oggi qui a Vittorio Veneto, anche se, come mi diceva il mister, rientri da un infortunio, quindi oggi hai giocato nella ripresa. Sì, sto rientrando da una distorsione alla caviglia, la seconda nel giro di un mese, quindi sto cercando di rientrare al 100%. È stata ovviamente una partita difficile, giustamente scontriamo una delle più quotate al titolo e era giusto che si vedesse sul campo una certa differenza. Allo stesso tempo penso che si entra in campo per giocarsela con tutte, quindi alla fine la differenza tecnica ha prevalso secondo me, però dobbiamo magari migliorare un po' sul lato del crederci comunque, perché a mio parere non siamo nel posto giusto della classifica, quindi ok, oggi è andata così e facciamo i complimenti all'avversario, ci mancherebbe, e speriamo nelle partite decisive, nelle partite che contano per la salvezza di fare il risultato che serve fare. Infatti, come diceva il mister, proprio qui nella lotta a salvezza oggi si complica un po' perché ha vinto il Vicenza. Sì, ha vinto il Vicenza, però veramente io sono una che nella mia vita calcistica non ha mai guardato la classifica, non perché non ci tengo, non mi interessa, semplicemente quando scendo in campo per vincere, o comunque per giocare per vincere, cioè neanche quando giochi a carte, cioè inizi una partita per perderla, quindi questo, ogni partita entri in campo e cerchi di vincerla. Le altre sì, ci sono, è vero, però ogni domenica avversario diverso, ogni domenica il risultato deve essere uno, quindi io la vedo così, quindi sì, ha vinto il Vicenza, ok, ma buon per loro, guardo a noi, quindi prossima partita vedremo di fare il risultato. Mister Macri, 2 parole sulla partita di oggi e oggi ha vinto il Vicenza, quindi si complica un attimo la lotta a salvezza per voi. Sì, allora il primo tempo per noi è non pervenuto, proprio non siamo neanche entrate in campo e purtroppo la giovane età di questa squadra ci fa sempre commettere errori veramente grossolani e poi facciamo fatica a recuperare, ovviamente, soprattutto contro la prima in classifica. Il secondo tempo è andata un po' meglio, però sempre per altri errori abbiamo preso in 4 minuti altri 2 gol, per cui poi non si è più riusciti a recuperare un bel niente. Detto questo, come ti dicevo prima, il Vicenza ha vinto e io invece speravo vincesse il Padova, sinceramente, e effettivamente non si sa mai, non c'è mai un risultato sicuro in questo campionato, cioè in questo girone, però mancano ancora diverse partite e noi abbiamo ancora tanto entusiasmo malgrado la sconfitta, malgrado le sconfitte passate, e ce la metteremo tutta, certo. Poi avremo gli scontri diretti sia col Padova che col Vicenza e abbiamo un recupero da fare domenica prossima, insomma daremo del filo da torcere a tutti, come sempre, a parte quando lasciamo per strada un primo tempo come quello di oggi, ecco. Sicuramente non dovrà, come dicevi, mancare l'entusiasmo, perché la lotta a salvezza si fa serrata, visto che ci sono 2 retrocessioni, e sicuramente bisogna rimboccarsi un po' le maniche. Sicuramente, però ad esempio in una squadra come il Permac alla fine se manca qualcuno si vede di meno. Noi oggi abbiamo dovuto tenere fuori anche Velati perché non ha giocato neanche domenica scorsa per un infortunio alla caviglia e quindi è il nostro punto di forza comunque in attacco, per cui già quando è entrata nel secondo tempo si è vista la differenza, senza nulla togliere a quelle che c'erano prima. Comunque io ho giocato quel primo tempo con un attaccante del 2003, per cui che è passata dalle giovanissime alla prima squadra, per cui facciamo fatica, però riusciamo anche a fare delle belle partite e poi ci sta. Chapeau alle avversarie, come oggi ci sta che si perda e basta, però siamo sempre proiettate sulla partita successiva cercando di fare sempre meglio, ecco. Non avete la Coppa, in questo magari non vi peserà per la lotta a salvezza, quindi aspettiamo il recupero sabato prossimo. Domenica sì, aspettiamo il recupero e dobbiamo sfruttarlo al massimo perché effettivamente basta sempre muoverla la classifica, non c'è bisogno di vincere, bastano anche dei pareggi. Il problema è che noi o perdiamo o vinciamo, non abbiamo mai, a parte una volta non pareggiamo, non c'è verso, noi siamo così. Però si cerca sempre di imparare dai nostri errori e di migliorarsi per la settimana successiva, tutto qua.